Senatore Massidda, Pierpaolo Vargiu dei Riformatori ha lanciato l'idea di raccogliere delle firme per combattere la destra, quindi trovare un unico candidato sindaco del centrodestra. Lei cosa ne pensa? Che sicuramente, se lui crede così di poter compattare, ha fatto sicuramente un'ottima iniziativa, ha portato avanti un'ottima iniziativa. Per quanto riguarda il gruppo di amici, di liste che invece io sto capeggiando, noi non parliamo di centrodestra, noi vogliamo sfuggire alle gabbie di centrodestra, centrosinistra, di 5 Stelle. Noi stiamo portando un progetto molto differente. Noi abbiamo simbolicamente chiesto a ciascuno di noi e a tutti gli altri di toglierci ciascuno la propria maglietta e metterci la maglietta di rossoblu. Quindi un partito ufficialmente non potrebbe entrare nella sua lista? Dovrebbe smettere il suo simbolo? No, noi abbiamo usato un simbolismo, noi abbiamo detto che tutti i partiti che hanno la loro testa in Sardegna, che nascono qui in Sardegna, che quindi vogliono anteporre gli interessi della comunità ad altri interessi, possono perfettamente partecipare a questa aggregazione. Al contrario, quei partiti che invece rientrano in un coordinamento nazionale, quindi sono dei partiti nazionali, devono trovare un modo per far capire al cittadino che stanno veramente anteponendo gli interessi della comunità, quindi nel caso specifico di Cagliari, agli interessi nazionali. E noi abbiamo usato come simbolismo quello di presentarsi come lista civica e non con il simbolo di partito, ma si potrebbe trovare anche un'altra soluzione. L'importante è dare un messaggio, che la gente superi la diffidenza e capisca veramente che si vuole veramente anteporre i problemi, i disagi, le necessità della città a quelli che sono invece interessi nazionali. Quindi Forza Italia, l'unico partito, il più grande partito del centrodestra, non ha ancora deciso se appoggiarlo o meno. Lei cosa proporrebbe? Beh, noi stiamo proponendo non solo a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, al PD, a tutti i partiti, se sono d'accordo, chi è d'accordo a veramente creare qualcosa di diverso, creare un contenitore solo per la città, cioè come diciamo simbolicamente, a sotterrare le asce di guerra e per 5 anni unirci solo per il bene della città. E per questo noi riteniamo che il presentarsi come liste civiche, non con dei simboli di partiti nazionali, sia la strada migliore. Quindi respinge al mittente la proposta di Pierpaolo Vargiu? Beh, noi questa proposta dobbiamo respingerla se così formulata. Se invece c'è un progetto differente, noi siamo contenti, vorremmo dialogare ogni giorno per affermare, ripeto, quello che noi stiamo difendendo, cioè quello di anteporre, ripeto, gli interessi della città a tutti gli altri interessi. Quindi io credo che in questi mesi si potrebbe trovare un accordo. Grazie, senatore Massidda.